Va ora in onda la rubrica Oggi parliamo di, a cura di Carmen Morandini. Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Conegliano e Veneto Globo. Oggi parleremo di musica, ma vado subito a presentarvi i miei ospiti, che sono Fabio e Vanessa. Ciao Fabio, ciao Buongiorno Vanessa. a tutti, buongiorno a tutti. Allora, Fabio e Vanessa sono una bellissima coppia sia nella vita che nel lavoro. E com'è nata questo gruppo, chiamiamolo così? Bellissima coppia, un po' bisogna vedere quanto bellissimi No, siete insieme. Parlava di te. Siete una bellissima Sì, coppia, dai. è troppo gentile, grazie. Ma noi sinceramente avevamo una passione, prima di conoscerci avevamo la passione del canto, della musica, e quando ci siamo conosciuti abbiamo appunto condiviso questa passione, per cui cantavamo per hobby, diciamo, come facciamo anche tanti concorsi. Che anni erano? Erano gli anni del 90. Non buttare date che poi dopo 97, fanno tu i le date calcoli sei più anche bravo di dell'età me con le nostra, date. capito? Ecco. Ma siete giovanissimi. 97 circa, no? Sì, circa 97. Ecco. E niente, poi c'eravamo innamorati e abbiamo fatto dei figli, ne abbiamo 3, siamo anche nonni, Che bello. giovani, perché non voglio dire l'età, giovani, siamo nonni. E chiaramente ci eravamo un po' fermati in quel periodo, abbiamo aspettato insomma che i nostri certo, coi figli bimbi crescessero, piccoli. eccetera, eccetera, anche perché non ci piace sbatterli dai nonni di qua, di là, insomma è giusto che insomma la mamma e il papà siano presenti per l'educazione, eccetera, eccetera. E niente, quando i bambini pian pianino crescevano, che diventavano sempre più autonomi, e allora abbiamo iniziato di nuovo con la musica, finché poi così inaspettatamente è proprio diventato un lavoro a tutti gli effetti, un lavoro proprio primario. Sì, e so Ecco. che siete anche molto conosciuti perché vedo spesso sui social interventi di molte persone, siete anche molto apprezzati. Ma abitualmente facciamo rispondere il maschio, perché sennò qua... Se no si addormenta lui, no? Abitualmente dove vi esibite? Cosa fate? Allora, abitualmente ci esibiamo soprattutto in Veneto, molti locali, molte sagre, perché abbiamo anche una band che si chiama 60 Special Live Band e con questa facciamo musica anni 60, 70, 80, Che solo bello. musica italiana. E quindi insomma ci esibiamo un pochettino ovunque. E poi dopo facciamo delle serate anche di intrattenimento durante la settimana e poi dopo soprattutto matrimoni, ci chiamano insomma per tantissimi eventi. Ho capito. Ma lo spettacolo, l'esibizione in cosa consiste? Cioè cosa fate? Karaoke, suonate solo brani, cosa fate? Facciamo intrattenimento diciamo a 360 gradi, quindi un 360. pochettino un po' di tutto per quanto riguarda diciamo i locali durante la settimana. Invece poi dopo c'è quella band, insomma ci esibiamo noi, insomma cantando noi. Quindi come dicevi prima siete disponibili a 360 gradi, Sì. cioè appunto dal matrimonio al locale che ne ha bisogno, Sì. eccetera. In questi giorni però ho sentito molto parlare di una cosa, perché è uscita da giorni mi pare, adesso non ricordo con esattezza, Il 5 luglio, il 5 luglio, ecco, Che la la- vostra canzone Scialla la la la, dico bene? Scialalala, sì. Scialla la la, ecco. un brano scritto sia di testo come Quindi musicalmente sì, da tra fare. l'altro Dai che noi ne siamo, parliamo, come è oltre, nato, cosa oltre è che insomma successo. esibirci, insomma fare delle cover eccetera, siamo anche cantautori e autori insomma di musica. Ancora qualche anno fa è stato fatto in collaborazione con lo studio della Basement Records con Edoardo Piccolo, un brano che si chiamava Mi ricordo, che ha avuto insomma è arrivato finalista, discreto successo. insomma un festival, insomma ha avuto un discreto successo. E in questi ultimo anno diciamo stiamo producendo un album nuovo che dovrebbe uscire verso fine anno, autunno, diciamo che vediamo se è inverno quando è un po' più fresco.
E stiamo producendo questo album qui e Quindi tutte canzoni inedite? tutte canzoni inedite e su questo, lavorandoci sopra su questa cosa qui, è venuto fuori delle note, sono venute fuori diciamo, delle parole, delle cose, ed è nato, diciamo, questa canzone qua, che poi dopo avevamo deciso di lanciare in questo momento qua, perché è una canzone, diciamo, estiva, fresca, insomma, ricorda molto la spensieratezza, insomma, scialla, che insomma ha un gergo, Sì. diciamo, di stai sereno, insomma, tranquillo, Sì, eccetera, sì. ecco. E So quindi che i boce i bocce si usano usano scialla. Esatto. stai sciallo, più sciallo di così, Comunque ha no? un significato, anche se non sembra, ha un significato, perché noi comunque siamo sempre dietro questa vita un po' frenetica, il lavoro e questo, gli orari così, e scialla, cioè siamo un po', diciamo, schiacciati da questo sistema, e scialla è un po' come reagire, dire scialla, cioè con calma, cioè cerchiamo anche di viverci questa vita. Tradotto ecco. nella nostra lingua, sta quieto. Ecco, Esatto, sì. sta quieto. Quindi anche all'interno del testo, oltre che vabbè, magari il ritornello, eccetera, però anche nel testo è stato messo tipo i 4 elementi naturali che danno energia all'essere umano, quindi l'acqua, l'aria, la luce e la Interessante. terra. Tradotto però in sole, mare, spiagge e E aria, aria. quindi un po' tradotto in una veste diversa, appunto perché cercavamo sempre di dare energia nella musica. Quindi questo brano qui è nato in forma un po' salsa, latino, pop. Sì, sarebbe Ecco. praticamente latino pop e rock, perché io ho voluto all'interno un assolo di chitarra che a me tendo più essere più sul rock, diciamo, ecco. La nonna. Per dare un po'. per La dare un nonna po'. ha avuto il rock all'interno di questo pezzo qua. Sì, e- ma che è la splendida donna. Mamma È mia. una splendida splendida nonna. 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 Donna. Vabbè, E di quindi- conseguenza. Diciamo che è nato questo brano qua, che poi tra l'altro c'è un nuovo elemento che è entrato all'interno della nostra musica, che è il nostro figlio Daniele, che un po' ho insegnato io la chitarra per quello che potevo insegnare, perché non sono un maestro, ma streamer. E quindi però lui addirittura mi ha superato, perché è tutto il giorno con la chitarra. Quindi gli Cioè, dico sempre che abbiamo te una la testa spacco così. e con lui praticamente è nata questa canzone, quindi in collaborazione con lui è nato questo brano qui, e poi dopo si è un po' evoluto attraverso gli studi di Meteor Vibes, che sono tra l'altro qui vicino a San Pietro di Feretto, di Johnny Chaos, che ce l'ha un pochettino arrangiata e ha fatto, diciamo, la cornice musicale Daniele Principato, che è il nostro produttore, e da lì insomma è partito tutto. Io non ho avuto ancora il piacere di ascoltarla perché purtroppo, come voi, sono sempre con il fiato sul collo e non mi... ce l'ho nel telefonino, ce l'ho perché me l'hai mandata, però non ho ancora... Dopo lo ascolto, Sì, sì. e dopo. Con calma, scialla, con Scialla. calma. Con calma. Scialla. Con È calma. uscita giovedì, è uscito anche il videoclip, quindi nel nostro canale Fabio Vanessa si trova anche il videoclip. E invece per quanto riguarda Spotify ha già fatto 28.000 streaming, quindi insomma direi che è Bene, partita bene, bene. bene. Insomma. Sì, nel giro di bene, pochi bene. giorni è un Benissimo, buon numero, diciamo. benissimo. Quindi impegni futuri, oltre al nuovo disco? E impegni futuri, insomma, si sono agganciate tutta una serie di cose, perché con il lancio di questo brano, quindi sono 4-5 giorni che suono in continuazione il telefono, e quindi che ci chiedono di partecipare a una cosa piuttosto che un'altra, a una Benissimo. giuria, a una sagra, a fare comunque degli eventi, e quindi diciamo che il botto l'ha dato. No? Sì. Bene. Cioè, Ha sta soltanto aumentando gli diciamo, il impegni che già lavoro. eravamo impegnati prima. Beh, dai, si lavora per questo, per avere anche soddisfazione, Certo. no? Ecco, Sì. perché sennò... Solo se dietro c'è un lavoro duro da fare, è chiaro questo. Guarda, perché non si arriva sulle cose, diciamo, facilmente. A nulla si arriva senza Certo. lavoro duro. Prima a fuori onda stavamo parlando, io nella mia vita credo che la maggior parte dei giorni erano 15 ore al giorno, quando andava bene, se non addirittura di più. E adesso voi che siete più giovani, visto che vi date già dei vecchi, perché io dovrei andare a casa, tocca ancora a voi, Un avete ancora... complimento, perché veramente, cioè,
è una donna bellissima, ma non lo dico, Grazie. ma veramente, cioè, dopo... Non è che ci ascoltano in tanti qua, meglio non dirlo. No, ma è una donna bellissima, perché metterei la firma io per essere come... Ti ringrazio, Vanessa. Bene, io direi che come prima intervista oggi abbiamo detto un po' di cose interessanti. E quindi, visto i vostri impegni futuri, io vi do appuntamento per un altro incontro più avanti, anche perché, come sapete, abbiamo delle novità e tra un po' avremo una televisione anche noi che trasmette in digitale terrestre, quindi vorrò sicuramente incontrarvi quando partiremo con questo canale che trasmette in tutto il Veneto. Vi vedrò volentieri. Grazie. Quindi Grazie. a sto punto io saluto Fabio e Vanessa, saluto i nostri ascoltatori e alla prossima. Buona giornata a tutti. Buona giornata. Ti dico sciallala, e non ci penso più, ti dico sciallala, la 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 la, mi tuffo in mezzo al blu, sciallala, la la, e non ci casco più, sciallala. Avete visto ed ascoltato la rubrica Oggi parliamo di A cura di Carmen Morandini.